Ciao tifosi del Napoli, lasciate il vostro mi piace al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Andiamo al video. L'apporto dei cambi in panchina è un'ottima notizia. Sono soddisfatto del secondo tempo, della reazione che abbiamo avuto. Ho cambiato qualcosa in fase di possesso palla e nel modo di attaccare. Mi piace. Ho visto molto nervosismo. Questo è un campo storicamente difficile. Mi fa sorridere perché dobbiamo difendere la prima posizione. Dobbiamo fare un cammino senza il peso di guardare gli altri. Pensiamo a noi stessi e portiamo il fieno in fattoria. L'Empoli è la rivelazione. Qui non aveva fatto punti nessuno. Sono stati tanti i fattori che mi hanno portato ad alzare le antenne. Non esistono partite facili sulla carta se non si cambia oggi. Ci vorrebbe un duro colpo e passerei dall'euforia alla depressione vedendo tanti napoletani qui. Non abbiamo paura di questo amore. Dobbiamo blindarci. Dobbiamo migliorare e fare in modo che questi 19 ci addolorino. Ragazzi, e hanno capito cosa fare nel secondo tempo. La squadra aveva più testa libera. Sul trasloco di Simeone. Avevamo preparato una fase difensiva con il 4-5-1 con Pezzella, se Matteo fosse rimasto alto o basso oppure se fosse stato basso avrebbe dovuto pressare. Dovevamo migliorare nel dribbling e nella costruzione. Non mancavano gli attaccanti da affiancare a Lukaku. A proposito di Gilmour. Era la sua prima partita, stava crescendo. Nel secondo tempo ha fatto molto meglio, come ha fatto tutta la squadra. È un ottimo giocatore, sono contento di averlo ingaggiato. Nel primo tempo era un campo difficile. È stata una partita molto nervosa. Devo analizzare il perché, sono felice di avere Billy, è un'opzione al posto di Lobotka. È controproducente tenere basso Politano? Chiedilo a Matteo. Abbiamo vinto 1-0 e il resto sono chiacchiere. Primo tempo pessimo. Non mi è piaciuto. In campo non abbiamo detto nulla di quello che ci eravamo detti. Ci sta, perché la storia dice che è un campo difficile per il Napoli. Tabù. Godiamoci quello che stiamo facendo, ma non eccitiamoci troppo. Siamo solo all'inizio, stiamo facendo qualcosa di inaspettato. Acquara. Per lui vale lo stesso giudizio che vale per tutti gli altri. Nel primo tempo nessuno ha raggiunto un tasso di successo. Nel secondo tempo tutti hanno ottenuto risultati superiori a tale tasso. L'obiettivo è costruire e schierare un cast che si smembra per formare una base. Chi gioca deve sapere che chi sta dietro ha mal di testa, se ne occupa e gioca qualcun altro. Qual è la tua opinione? Sei d'accordo con il contenuto o no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale Forza Napoli.